E c'è l'allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. La situazione in Europa resta grave, nonostante i progressi di molti paesi, si rischia una seconda ondata. Carlotta Angeloni. Un aumento del 15% dei contagi in Europa nell'ultima settimana, 1.400.000 casi. Il bilancio dei morti che segna più 18%, quasi 130.000 le vittime. Very much in the grip of this pandemic. È chiaro e diretto Hans Kluge, direttore generale dell'OMS Europa. Siamo ancora nel pieno della pandemia e dobbiamo essere pronti ad una seconda o forse anche ad una terza ondata, soprattutto se non ci sarà un vaccino disponibile. Finora, solo grazie alle misure di distanziamento fisico e sociale introdotte da 44 paesi è stato possibile un contenimento. In Spagna, Italia, Gran Bretagna, Francia e Germania si è appiattita la curva della diffusione, ma bisogna rimanere vigili, avverte l'OMS, perché questo virus non perdona. La salute deve essere messa al primo posto dell'agenda politica, perché senza salute non c'è economia. Sottolinea l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Bisogna rimanere vigili. Nell'Europa dell'Est i casi sono aumentati negli ultimi giorni. È lì che potrebbe annidarsi la nuova emergenza.